Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom, au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Questa è la sua prima bicicletta. Sì, il babbo ha cercato anche di avviarlo col pallone, ma ce l'aveva da fare, preferiva la bicicletta. Nel 1974 fece sensazione in paese la morte di un ragazzo di appena 17 anni, Pierpaolo Busu. Pierpaolo aveva un sogno, la bicicletta. Questa è la sua prima bicicletta. Il triciclo gli aveva promesso il babbo, infatti l'aveva comprato a Cagliari. Il giorno che gliel'ha portato siamo andati a incontrarlo nella strada principale. Quindi lui è salito sopra, subito, appena l'ha visto, prende un po' di velocità e cade. Si è subito fatto male, infatti è arrivato a casa che aveva gonfie. Poi l'ho sempre avuta, a 3, 4, 5 anni, 5 anni che ha imparato da solo a camminare in bicicletta. Verso i 15 anni già frequentava il ciclismo nascosto, perché lui si prendeva la mia bicicletta, usciva, nascondeva la maglietta, i pantaloncini, si vestiva da corridore e faceva un giro. E sarebbe questa qui. È così, diciamo, già da amatore, chiamiamolo così, andava dietro ai andava sì, dietro. sì. E quindi a questo quando c'erano proposito delle gare lui si vestiva a modo suo e si infilava in mezzo a loro. E infatti in una gara lui è andato appresso per vedere la sua resistenza, voleva provare. Arrivati al bivio di Monserrato i corridori sono andati verso destra e lui è andato verso sinistra e la polizia ci è andata dietro e ha detto: hai sbagliato strada, ma lui doveva tornare a casa. Un ragazzo molto bravo e molto preparato. Poi purtroppo le cose sono andate male. Devo dire anche che ha vinto il campionato d'allievi nel 73 e vinse con un quarto d'ora di vantaggio. Ha formato una società alle Poste Telegrafi dove lavorava il babbo e lui correva per le poste. Caratteristiche, lui era promettente professionista, infatti l'avevano chiesto anche la Ferretti, poi non so perché non se n'è andato in continente, forse era ancora piccolo. Era venuto anche uno da Firenze, questo qui l'aveva visto in pista, gareggiava nella pista di Sesto. Era venuto qua questo signore. E lui non era d'accordo, Paolo ha detto: no, io quest'anno spero di fare il militario, quindi se sarò ancora bravo, aveva detto, vedrò cosa fare.